continuano le nostre interviste per Sicilia Duci Duci e stasera qui a Palermo, nella sede proprio del teatro di Giovanni Nanfa, intervisteremo proprio lui, Giovanni Nanfa. Ciao Giovanni. Ciao. Dovremmo un po' parlare della tua vita privata e un po' artistica per far conoscere ai siciliani e agli italiani un po' la storia di Giovanni Nanfa. Iniziamo, perché proprio hai scelto di fare cabaret e questo tipo di cabaret? Il cabaret perché? Perché intanto nasco come giovane cantante, ma contemporaneamente come uno che raccontava le barzellette ai compagni. E dopo aver fatto qualche esperienza così in maniera molto dilettantistica, poi è bastato vedere i Travaglini all'opera, quelli mitici degli inizi degli anni 70, Burruano, Alda Bruno, Enzo Fontana, per la regia e per l'autorato del grande Antonio Marsala. A quel punto nacque in me e nei miei colleghi di allora il desiderio di fare questo genere di spettacolo. Tu sei un po' la memoria storica del cabaret di Palermo perché diciamo sei stato anche uno dei primi, oltre i personaggi che hai citato un secondo fa. Sì, sì, certo, io appartengo, diciamo, alla generazione subito dopo Pino Caruso e Renzino Barbera e il nostro stesso Gustavo Cirè, perché di fatto, diciamo, la mia generazione è venuta subito dopo. E non per nulla adesso mi si considera una sorta di nonno del cabaret, devo dire padre spirituale, mi dice nonno del cabaret, perché adesso dicono che sia il punto di riferimento di tutti i nuovi giovani cabarettisti, ma di fatto non è che sia la mia persona, è quel tipo di spettacolo che in fondo ha marchiato a fuoco un po' tutte le generazioni successive, perché è un tipo di spettacolo che non si è fossilizzato o si è cristallizzato in un certo tipo di cliché, ma fondamentalmente ha avuto la capacità di resistere all'avvento della televisione commerciale, quindi un umorismo, una comicità di tipo anche televisivo oltre che teatrale, e poi fino ad arrivare alle esperienze dell'ultimo decennio, nel quale si sono potuti vedere e si continuano a vedere spettacoli ibridi dove il cabaret si sposa con diciamo, la situation comedy o si sposa con lo spettacolo musicale, e quindi diventano spettacoli ibridi che piacciono tantissimo alla gente perché richiamano vagamente il varietà, ma non si tratta di varietà. Una tua particolarità è quella di aver lavorato, aver creduto tantissimo anche nei giovani, perché nel tuo spettacolo è sempre ricco di ragazzi giovani. Sì, sì, di fatto diciamo che i giovanissimi non sono mai all'interno della compagnia, tranne da quando siamo al Jolly, per cui c'è questa commistione vecchio e nuovo, ma i giovanissimi hanno avuto sempre spazio in teatro, sia quando gestivamo il convento, che l'abbiamo gestito per quasi 20 anni, che adesso da 4 anni a questa parte con la gestione del teatro Jolly, anche perché il futuro sono loro e la mia longevità dipende anche da loro, perché i giovani portano tante idee nuove, tanto entusiasmo, e quindi il confronto con loro fa sì che tu ti rinnovi costantemente. La paura dei giovani invece ha spinto molta gente a cambiare tipologia di lavoro, perché la comicità, ahimè, richiede un rinnovamento continuo e costante. Faccio un po' quello che hai detto poco fa. Io quando ho iniziato raccontavo le barzellette. Ecco, nei tuoi spettacoli la barzelletta c'è sempre all'interno di un numero di cabaret. Sì, la barzelletta fondamentalmente mi ha accompagnato per tutti i secondi tempi, già dagli anni del Madison, cioè tra la fine degli anni 70 e gli inizi degli anni 80, tanto che una volta ci siamo messi a fare una commedia musicale, grazie mille, mi ricordo che la gente si aspettava il secondo tempo, dice, ma qualche barzelletto ne ha conta, ma era una commedia musicale. E se te l'avesse chiesto l'uomo della strada, diciamo chiamiamolo l'utente medio, ancora lo chiedevano fiori di ingegneri, architetti, avvocati, medici, quindi c'erano molto attaccati. D'altronde c'è da dire che la barzelletta fondamentalmente è un'arte, ed è un'arte molto più difficile di quanto si possa immaginare, perché la barzelletta è come se fosse uno spettacolo riassunto in un minuto o in pochi minuti, è tutto lì, una storia raccontata in pochi istanti, tutta lì, e quindi riuscire a renderla, diciamo, così comica da fare ridere a crepapelle ci vuole molto mestiere, ecco. Un connubio importante negli ultimi tempi, Giambrone e Pandolfo. Ma diciamo che per noi sono stati fondamentali per più versi. Giuseppe perché è stato da 25 anni il motore dello spettacolo, e quelle volte che per qualche motivo non c'è stato,
ma non nello spettacolo, assente in qualche spettacolo per motivi gravi di famiglia, eccetera, per motivi di salute, a quel punto qualcuno si è chiesto: ma sai che senza Giambrone lo spettacolo non è la stessa cosa? Perché di fatto è un po' l'anima, io lo chiamo il motore perché con la sua vivacità, la sua capacità di ballare, di cantare in un modo molto molto particolare, tutto suo, fa finire che dà un ritmo allo spettacolo che senza di lui non avrebbe. Mentre Pandolfo è diventato chiaramente una sorta non tanto di alter ego quanto la possibilità di avere una forma di comicità davvero comica, non come la mia, perché Pandolfo ha le fisicche di un roll. Io fondamentalmente ho sulla faccia fissa, come mi dissero tantissimi anni fa al biondo, stiamo parlando di più di 30 anni fa, disse un tecnico: lei piace a mia moglie più di Walter Chiari, più di Bramieri, più di tutti i comici, ma sa perché? Dico perché lei aveva faccia fissa. Ecco, io al di là della faccia fissa ho molto mestiere, molta tecnica. Quindi quando ridono, so che ridono perché sto raccontando le cose tanto perché mi diverto, perché non si può divertire il pubblico senza che ci si diverta. E poi perché di fatto, ripeto, conosco meccanismi, grazie agli studi classici, per suscitare la risata che molti colleghi, ahimè, ignorano. E invece Pandolfo no, Pandolfo può fare ridere in silenzio, con un'espressione, con uno sguardo, e quindi quando Pandolfo fa alcune caratterizzazioni, addirittura io rido a Pesaido sulla scena. Ce ne siamo accorti in diversi casi. Quanto comunque fare l'artista, il cabarettista, quanto tempo ruba o ha rubato alla famiglia? Alla famiglia sicuramente tantissimo, non alla scuola, perché io non mi assentavo mai dalla scuola, perché avevo quasi sempre ragazzi di maturità, e con latino e greco chiaramente non ci si poteva assentare, perché questi ragazzi poi dovevano fare gli esami di Stato. E quindi con la scuola questa attività è convissuta alla grande. Però devo dire che anche la famiglia non è che si possa lamentare poi più di tanto, tranne per quei periodi che si cominciava a fare spettacolo a ottobre e si finiva a fine maggio, sempre con lo stesso spettacolo, per cui non c'era mai un fine settimana libero tranne che a Natale, perché anche a Capodanno ho sempre lavorato. E quindi da questo punto di vista sì, perché poi per il resto io sono uno che scrive a casa, tante volte le prime prove, quelle di lettura, le fa a casa, quindi tutto il lavoro me lo porto a casa, quindi ho ufficio a casa. E quindi poi va a finire che in casa ci sto abbastanza, anche che sono uno che ama stare a casa. Apparentemente uno diceva cusciolando sempre, invece no, per spettacoli sì, però poi quando rientro amo tanto stare a casa. Giovanni Nanfa, detto il professore. Ecco, stasera Sicilia Duci Duci le vuole conferire un premio che ha tutto di speciale perché è volto alla sua sicilianità, il fatto di essere un siciliano, il fatto di portare questa sicilianità nel mondo. Adesso facciamo accomodare il presidente di Sicilia Duci Duci che consegnerà il premio. È un grande onore, siamo qui stasera al Teatro Jolly a Palermo con diciamo, il padre spirituale, come dicevi tu poc'anzi, di tutti questi artisti siciliani che con sudore e lavoro portano avanti la sicilianità nel mondo. È una cosa importante, il premio ti viene conferito dall'artista Nino Parrucca, che tutti un po' conosciamo anche di fama internazionale. Spero che ti piaccia e insomma è gradito anche. Un nome e una garanzia, Nino. Grazie, sono doni che piacciono molto molto di più delle targhe, senza nulla da ridire a quelli che danno le targhe, perché poi uno di targhe ne ha la casa piena, mentre un'opera d'arte così, ecco, la espone volentieri a casa. E perché no, si ci mangia 4 spaghetti con le vongole.